sciocca Nervesa della Battaglia, il cannone del monumento degli artiglieri, divelto da un'esplosione che nella notte ha svegliato molti residenti. Indagini dei carabinieri, la rabbia del presidente dell'associazione artiglieri, un gesto inqualificabile. Scivola e cade dall'albero che sta pottando nel giardino di casa. Dramma a Negrisia di Ponte di Piave, una 53enne è in gravi condizioni. Il cordoglio della Chiesa Veneta e Trevigiana per la morte del Papa Emerito. Il gesto delle dimissioni ha dato la dimensione dell'uomo. Le parole del vescovo Michele Tommasi e il ricordo delle visite a Lorenzago di Cadore e Venezia. Da mezzanotte gli aumenti per benzina, gasolio e GPL, effetto del mancato rinnovo del taglio delle accise, la corsa al distributore di molti automobilisti per fare il pieno. Tra le mancate entrate del Comune di Treviso in questo 2022 difficile, anche quasi 2 milioni di euro per effetto della legge che taglia i canoni di locazione delle antenne. Un esempio positivo di inserimento di giovani con disabilità che rischia di scomparire, quello di Casa Vittoria, San Polo di Piave, che non riesce più a pagare le rate del finanziamento contratto con la Regione. Dopo 2 anni di pandemia, il ritorno delle feste per il Capodanno della Marca, tutto pronto in Piazza dei Signori a Treviso, ma c'è anche chi passerà un veglione diverso, i giovani volontari tra poveri e senza tetto. Ultimo dell'anno anche nelle case di riposo tra Lentichi e Musetto, gli abbracci ritrovati con i parenti e qualche poesia, le immagini e le voci da Casamarani a Villorba. TG Treviso, buonasera a tutti, il telegiornale dell'ultimo giorno dell'anno e partiamo con le immagini di Piazza dei Signori. In apertura andiamo subito a collegarci con il nostro Lucio Zanato perché ci ha raggiunto il sindaco di Treviso Mario Conte. È una partenza, no? Un nuovo veglione dopo 2 anni di restrizioni. Allora intanto Lucio, buonasera e buonasera sindaco. Buonasera al telegiornale di Antena 3 a tutti i telespettatori con il sindaco Mario Conte. Sindaco, dietro di noi è pronto il palco per la festa in piazza, dopo 2 anni insomma ci voleva. Sì, l'emozione di tornare a festeggiare l'arrivo del nuovo anno in piazza significa di poterlo festeggiare tutti insieme con la comunità e credo che sia il segnale più bello, no? Questo ritorno alla normalità, anche se in queste ore siamo costretti a fare comunque delle raccomandazioni, perché ricordo che abbiamo sospeso i Capodanni perché c'era un problema legato alla pandemia. Oggi certamente ne siamo usciti, però ci sono ancora dei segnali di attenzione da portare alla nostra comunità e quindi ne approfitto subito per dire festeggiamo, divertiamoci, facciamolo insieme, ma sempre con la testa sulle spalle e ricordandoci che la coda della pandemia sta ancora battendo qualche colpo, quindi non sacrifichiamo le feste ma cerchiamo di farlo in modo responsabile. Ecco, diciamo che le feste sono tornate in tutte le piazze, Treviso come Vittorio Veneto, come Conegliano, come Castelfranco, come Jesolo, però c'è questa festa ma ci deve essere anche tanta attenzione anche alla guida, purtroppo dobbiamo sempre contare troppi incidenti. Soprattutto alla guida, lo dico anche a tutti i giovani che stasera certamente si divertiranno e sono io il primo a dirli, a invitarli a divertirsi, però poi quando ci si mette sulla strada e ci si mette alla guida di una macchina la responsabilità è davvero grande per se stessi e per gli altri e quindi davvero regaliamoci anche un 1° gennaio senza leggere nei giornali di tragedie e di disastri sulle strade, quindi dipende tutto da noi. Ovviamente i controlli ci sono, però tutto dipende da noi, da quanto responsabili siamo e da quanta voglia abbiamo di divertirci in modo responsabile, ma sono fiducioso, come sempre io sono un sindaco che responsabilizza la propria comunità e sono convinto che soprattutto i giovani non mi tradiranno nemmeno questa volta. Anna, il sindaco ti ascolta. Cosa augura sindaco da primo cittadino di Treviso ma anche da presidente ANCI a tutti i veneti per questo 2023? Ma la verità è che, lo dicevo anche in occasione del Natale con la letterina, che auguro davvero che torni la serenità a livello mondiale, la famosa pace nel mondo, spero che diventi realtà perché gli effetti di questa guerra si stanno sentendo forti nelle nostre comunità da un punto di vista economico, da un punto di vista sociale, da un punto di vista anche morale e di serenità. Quindi innanzitutto la pace del mondo, che può sembrare banale ma non lo è, e poi invito la mia comunità ad affrontare il 2023 da comunità, nel senso sempre pronti a tendere la mano a chi dovesse avere maggior bisogno, quindi con uno spirito solidale di fratellanza che ci hanno caratterizzato in questi 2 anni, che ci hanno consentito di essere un modello a livello nazionale di cui io sono davvero tanto orgoglioso. Quindi li ringrazio
per le grandi emozioni e soddisfazioni che mi hanno regalato tutti i giorni, e li invito a continuare ad essere se stessi, perché hanno dei valori all'interno del loro cuore e della loro testa che sono straordinari. Quindi semplicemente gli auguro un 2023 in serenità e di essere noi stessi una grandissima comunità. Senta, l'ultima domanda perché poi andiamo avanti col telegiornale. Lei è un sindaco di centrodestra, benaugurante, si metterà comunque qualcosa di rosso? Sì, non posso farvelo vedere ovviamente, però qualcosa di rosso c'è di sicuro. A te Anna. Grazie Lucio, con te ci vediamo più tardi, arrivederci sindaco e ovviamente buona festa a Treviso, buon ultimo dell'anno. Noi adesso andiamo ad aprire la pagina della cronaca, siamo a Nervesa della Battaglia. Nella notte è stato danneggiato il monumento agli artiglieri della Grande Guerra. Sentiamo le testimonianze e guardiamo le immagini. Hanno sentito una forte esplosione, tutto qua. E stamattina siamo venuti a vedere perché siamo stati avvisati del danno e abbiamo verificato. Eccolo il danno, la bocca da fuoco del cannone del monumento agli artiglieri della Grande Guerra di Nervesa della Battaglia, boato nella notte. È quello che diversi cittadini hanno sentito, 2 colpi per la precisione, un primo e un secondo molto più forte. E proprio quest'ultimo potrebbe aver causato il danno al monumento in bronzo. A terra, a pochi passi, l'estremità saltata nel botto, un monumento danneggiato evidentemente con materiale esplosivo. Può essere un atto di vandalismo, come potrebbe essere successo qualcosa di più grave, ma non sappiamo. Non era mai successo niente finora e questo è un fatto che ci scuote un po' tutti. I carabinieri hanno raggiunto il posto, stanno facendo accertamenti, la denuncia presentata dal commissario De Palma verrà formalizzata nelle prossime ore. L'indignazione è palpabile, un monumento simbolo del sacrificio, del coraggio degli artiglieri italiani, violato così nella notte. Scivola e cade dall'albero per 5 metri, è accaduto a Negrisia di Ponte di Piave, un 53enne è ricoverato in gravi condizioni. Un volo da 5 metri e la corsa al pronto soccorso, incidente domestico questa mattina a Negrisia, quando verso mezzogiorno un 53enne che si trovava sopra ad un albero all'interno della sua proprietà, in via Grave, a 5 metri di altezza, forse per eseguire una potatura, si è sbilanciato e all'improvviso è caduto giù. I soccorsi sono stati tempestivi sul posto, sono intervenute ambulanza, automedica ed elisoccorso. Vista la gravità delle ferite, il 53enne è stato trasportato in elicottero al Cafoncello di Treviso, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Il cordoglio della Chiesa veneta per la morte del Papa Emerito, campagna lutto nel veneziano, il ricordo della visita nel 2007 a Lorenzago. Ascoltiamo le parole del vescovo Michele Tommasi. Il suo gesto anche delle dimissioni è stato un momento epocale che ci ha insegnato che l'amore per Gesù e per la Chiesa viene sopra tutto, e ci ha insegnato tanto con la sua limpida e lucida teologia. Ricorda su tutto l'atto dirompente delle dimissioni il vescovo di Treviso Michele Tommasi nell'ultimo giorno terreno del Papa Emerito, quel Joseph Ratzinger che da pontefice scelse per ben 3 volte il Veneto, nel 2006 a Verona, nel 2011 la visita pastorale a Venezia, in mezzo l'abbraccio anche spirituale alle Dolomiti. Lo ricordiamo con particolare affetto nella diocesi di Treviso. Ricordiamo la sua visita, era il 2007 a Lorenzago, nella casa del seminario, che aveva già visto Giovanni Paolo II come gradito ospite nelle vacanze, e Papa Benedetto, anche lui innamorato delle Dolomiti, innamorato della montagna, ha saputo godere della bellezza di questa terra. Giornate che per il presidente della regione Luca Zaia sono entrate di diritto nella storia del Veneto, ma è il tratto umano di Ratzinger, dice il governatore, ad aver fatto la differenza. Una figura bella, luminosa, mite, forte e umile per il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, che ha invitato le parrocchie della diocesi a suonare le campane a lutto, ma sono tutti fedeli veneti a guardare a San Pietro in attesa dell'ultimo saluto già programmato. Giovedì 5 gennaio alle 9:30 ci dovrebbero essere i funerali in piazza San Pietro, presieduti dal Santo Padre evidentemente. Quel Papa Francesco talvolta messo in contrapposizione con la figura di Benedetto. Le sue dimissioni sono state un gesto chiaro, netto, ha riconosciuto Papa Francesco come suo successore,
lo ha sostenuto. Papa Francesco sempre ha detto che Papa Benedetto sostiene la Chiesa con la sua preghiera e con tutto ciò che ha fatto da Papa. Non ha davvero senso contrapporre due papi differenti, certo, tra di loro umanamente non potrebbero essere più diversi, ma successori tutti e due sulla cattedra di Pietro e davvero tutti e due testimoni del Vangelo in questo nostro mondo. Martedì 3 alle 15:30 alla Basilica di San Marco la messa in suffragio appunto per il Papa Emerito. Voltiamo pagina, la corsa al distributore di benzina, da domani scattano gli aumenti per benzina, gasolio e GPL. La gente sa che c'è questo aumento? No, effettivamente la gente non lo sa, questa è la solita routine del sabato mattina. 18 centesimi per benzina e diesel, 4 per GPL. Sono, o meglio sarebbero questi, gli aumenti che scattano con lo scoccare del nuovo anno. Primo, ma non certo gradito regalo dello Stato ai cittadini, presi di fatto alla sprovvista, visto che solo nel corso della mattinata di oggi hanno iniziato a formare colonne e distributori. Condizionale d'obbligo per il gas propano liquido, almeno stando alle informazioni di un gestore. Qui quanto aumenta? Questo noi lo sappiamo al momento, per dire il giorno prima, forse. Da mezzanotte a quanto aumenti? Questo ancora noi non lo sappiamo di preciso, ci viene detto. È qui che incontriamo lo stupore ma anche il maggior sconforto da parte dei cittadini. Non lo sapevo, sono quasi senza. Quindi le conviene fare anche benzina perché da domani l'aumento della benzina è 18 centesimi. Ah, bene. Sono circa 200 euro per famiglia ogni anno. Mamma mia, che disastro. Sono venuta perché sono senza gas. Ma sapeva dell'aumento? No, mi ha avvisato lei di questa cosa. L'assegnazione che incontriamo al distributore di benzina e diesel partendo dal gestore. Ma quando la gente fa il pieno o fa i soliti 50, 30, 20 euro? È anche molto il pieno fa, sì, adesso, oggi. Sì? Perché domani aumenta, quindi è un po' spaventata. Senta, ma comunque sono tutti abbastanza informati, insomma. Non tantissimo, direi, perché i telegiornali non ne hanno parlato tanto. No, non lo sapevo. Quindi lei è venuto a fare la benzina perché gli serve Mi occorre farle, devo farlo, tutto là. Sai che con questo aumento per le famiglie sono 200 euro in più all'anno? Vabbè, poco da fare, dunque non ho soluzioni. E non ci si può fare nulla? No, cosa vuole fare? Purtroppo, ecco, siamo in mano di gestori, non tanto gestori, ma insomma produttori che ne approfittano abbastanza. Un aumento che secondo alcuni telespettatori qualche pompa avrebbe già applicato illecitamente, ma è difficile da provare considerando che da tempo vige il mercato libero per i carburanti. In ogni caso, almeno fino alla mezzanotte, si potrà fare il pieno con i prezzi del 2022. Quindi uno può fare benzina in automatico fino alle 23,58 del vecchio anno? Col vecchio prezzo. E poi dall'una in pratica comincia il prezzo nuovo. Fine anno i conti del bilancio del Comune di Treviso, le prese con il caro energia, ma in questo 2022 sono mancate anche diverse entrate. Vediamo. Ad oggi siamo sui 2,5 milioni / 3 milioni accertati, manca l'ultimo bimestre di cui faremo conti all'inizio del 2023 e mi auguro un po' nel contenimento dei prezzi, quindi che scenda un po' la previsione dei 4 milioni che avevamo messo a bilancio. La speranza è che le prime bollette dell'anno segnino un'inversione di tendenza e che consentano di chiudere il bilancio senza ulteriori sorprese. In questo 2022 ce ne sono state fin troppe, caro energia certo, ma anche caro materiali, con un aumento generalizzato dei costi per i cantieri del 10%. Da marzo questo lievitare dei prezzi ci ha messo un po' in ginocchio, insomma ci sono stati periodi in cui reperire le risorse non è stato prontamente facile, però lo abbiamo fatto senza togliere nulla a tutto il mondo del sociale e a tutto il mondo dei nostri cittadini. E se i costi sono esplosi, così non è stato per le entrate. I parcheggi, per esempio, hanno risentito ancora della pandemia nella prima parte del 2022, meno spostamenti uguale meno ticket, non solo. La voce più eclatante oggi è le famose antenne. Sono 1,8 milioni di entrate in meno che si riverseranno nei bilanci anche dei prossimi anni per una normativa di legge che è cambiata. Il legislatore ha previsto che le antenne scontino un'occupazione di suolo pubblico e non un contratto tra le parti. Quindi se prima io davo in affitto con le mie tariffe un'antenna per 10.000 euro, faccio un esempio,
Adesso queste scontano una mera tassa di plateatico che può essere di 1.000 euro. Resta comunque l'impegno a non mettere le mani in tasca ai cittadini. Da parte del Comune di Treviso non c'è nessun aumento né aliquote IRPEF, né IMU né addizionali, quindi cercheremo di stringere i denti e di fare del nostro meglio. Anche perché le comunali sono all'orizzonte. Ho visto come tutti, insomma, l'ok e il via alle danze da parte del sindaco. Io da uomo di partito mi metto a disposizione della Lega e del sindaco, quindi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane si affronterà il percorso che ci vedrà votare nel mese di maggio nel Comune di Treviso. Aumentati i tassi di interesse, le imprese artigiane sono a corto di liquidità. Le parole del numero 1 di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Oscar Bernardi. Pochi se ne sono accorti, però i tassi di interesse stanno andando su e quindi le imprese che hanno bisogno di liquidità, di denaro, hanno grande difficoltà in banca a recuperarlo. Oggi un'azienda piccolina con questi tassi ha difficoltà a recuperare liquidità e quindi sostanzialmente oltre all'inflazione anche la questione di credito attraverso le banche. Va dritto al cuore del problema il numero 1 degli artigiani, Oscar Bernardi. Con l'inflazione che galoppa, il problema delle imprese è la liquidità. Il caro bolletta di fatto ha tolto risorse agli investimenti e alla capacità di innovazione. L'altro ostacolo invece è un classico contro il quale si fa ancora troppo poco. Sicuramente si può fare qualcosa di più, nel senso togliere tutta quella burocrazia che noi comunque è da anni che continuiamo a dire che non possiamo comunque continuare su questo tema. E da emergenza sta diventando un fenomeno invece la carenza di manodopera ormai cronica soprattutto in certi comparti. La meccanica in generale assolutamente, ma diciamo un po' tutti i reparti, sia il comparto edile, il comparto impiantistico, serramenti e quant'altro, cioè sono tutto questa filiera, sono comunque attenti a ritrovare manodopera, fra l'altro non parliamo di autotrasportatori. Una vera e propria sfida delle competenze, da qui il coinvolgimento delle scuole, quella degli artigiani ormai è diventata una task force accanto alle politiche per il welfare, fronti su cui lavora la bilateralità con Bernardi che guarda così al nuovo anno. Se sono riusciti a superare i venti e le tempeste del 2022, che non sono state poche perché ci sono arrivate anche di traverso, credo che con un po' di impegno, l'aiuto, la collaborazione della nostra associazione Confartigianato sicuramente riusciremo a superare anche il prossimo inizio del 2023. Un esempio positivo di inserimento di giovani con disabilità all'interno del mondo lavorativo, un esempio che però rischia di scomparire, è quello di Casa Vittoria. Siamo a San Polo di Piave, Casa Vittoria che non riesce più a pagare le rate del finanziamento contratto con la Regione. Siamo una onlus, di conseguenza non abbiamo uno scopo di lucro, anzi dobbiamo anche dire che diversi genitori fondatori stanno mettendo del proprio per far sì che la struttura vada avanti. La struttura in questione è questa, Casa Vittoria in mezzo alle vigne di San Polo di Piave, è nata per dare un futuro a figli che vivono una disabilità. L'obiettivo di questa struttura è quello di inserire i ragazzi svantaggiati nel mondo del lavoro, ma che siano a contatto con la normalità e non chiusi solo ed esclusivamente tra di loro. L'idea nasce nel 2010 e prende corpo trasformando quella che era una casa colonica fatiscente in una struttura ricettiva con ristorazione ma anche lavorazione agricola che attualmente occupa quasi una quindicina di ragazzi e ragazze con disabilità. Tutto questo grazie ad un finanziamento importante dalla Regione tradotto in rate annuali da 100.000 euro l'una, un impegno che in questi ultimi 2 anni la cooperativa non riesce più ad onorare. Sicuramente non riusciamo a far fronte al debito, però è per questo che chiediamo un aiuto di qualsiasi tipo, insomma. Dalla Regione però finora non sono arrivati segnali positivi e il pericolo con il nuovo anno si fa sempre più reale. La richiesta da fare che abbiamo alla Regione è quella di trovare un compromesso tra quello che dobbiamo rispondere come contratto e quindi finanziamento in rotazione e quello che noi riusciamo a fare quindi con le proposte che abbiamo già fatto. E probabilmente non sono praticabili, però credo che ci sia la possibilità di trovare altre soluzioni e non quella di andare in liquidazione. Ci occupiamo ora di Covid, siamo in una situazione che riusciamo a controllare, dice il virologo Fabrizio Pregliasco, che però punta il dito contro la strategia opaca della Cina, contro la quale dobbiamo prendere, dice, delle precauzioni.
questa enorme diffusione del virus legata a una inversione a U di una strategia assurda di lockdown assoluto, poi però liberi tutti, può evidenziare l'insorgenza di nuove varianti. Questo è quello che inquieta. Dobbiamo immaginare con buon senso strategie europee per difenderci dall'insorgenza di nuove varianti. Serve dare, secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, che non si dimostra preoccupato dai nuovi numeri del contagio, pur annotando i 706 morti censiti nell'ultima settimana, un segnale di attenzione per il futuro. In primis il richiamo vaccinale per i soggetti fragili, in modo da convivere per il futuro con questa presenza ingombrante e fastidiosa che volevamo buttarci un po' alle spalle. Il richiamo per i più fragili e gli ultrasessantenni resta un'arma valida contro la diffusione del virus e l'ospedalizzazione. I dati delle terapie intensive non sono in aumento, mentre potrebbero essere stimate le positività per una tendenza ancora diffusa a non certificare il contagio. Dal punto di vista scientifico conferma l'importanza del richiamo alla vaccinazione per anziani e fragili. Da questa dipenderà l'impatto che il Covid avrà ancora sugli ospedali. Richiamo che oggi è consigliato nei 180 giorni, ma che potrebbe in un futuro prossimo essere allungato e portato al pari del vaccino anti-influenzale che viene fatto ogni anno. Temo che nell'arco dei prossimi anni dovremo vedere momenti di salita e di discesa, salvo l'insorgenza di varianti particolarmente cattive e diffusive, cosa possibile ma teorica ad oggi, ma appunto da tenere in conto. Queste onde dovrebbero andare a ridursi nel tempo, però non nell'immediato, come le onde di un sasso in uno stagno. Precauzioni dunque, precauzioni anche da tenere durante le feste. Come passeranno i trevigiani il Capodanno? Lo abbiamo chiesto proprio a loro, sentite che cosa ci hanno risposto. Capodanno dove lo passa, con chi lo passa, che cosa fa? Allora, lo passo con gli amici e saremo al Brasiliano e quindi faremo festa come a Maracaibo e come deve essere degno di essere festeggiato. Non fate niente? Niente, siamo tranquilli. Casa di amici. Ah, purtroppo faccio in famiglia. Perché purtroppo? Perché tutte le strettezze economiche, periodo brutto. Siccome vai in rosso, qualcuno compra fiori rossi? Sì, parecchi quest'anno. Lei come passerà il Capodanno? A casa. In mezzo ai fiori? Quasi. Come passerete il Capodanno? In casa. Con la mascherina? Con la mascherina, perché abbiamo amici brasiliani ospiti da noi. E non cinesi? No, non cinesi, assolutamente. State scegliendo il capo per l'ultimo dell'anno? Sì. Per tutti i giorni, diciamo. Sì, per tutti i giorni. Tutti i giorni? Sì. Senta, però a Capodanno cosa ci si mette di rosso? L'intimo. Anche quest'anno? Certo. Perché deve portare bene per il prossimo? Sì. Il rosso? Il rosso ci deve essere, come vino e come colore. Un buon rosso è un buon rosso anche come colore, come indumento, per una buona fortuna di questa... E quindi che indumento rosso porterà? Ma penso una maglia rossa, alla mia età penso una maglia rossa. Cosa si mette di rosso? Le mutande, da tradizione. I calzini rossi funzionano o funzionano meglio le mutande? Alla grande già finiti tutti. Cosa, i calzini? Eh sì, anche le mutande. Andati, bruciati. Guarda, l'unico è questo. Col pino. Che se lo tiene lei? Troppo piccolo. Ho già fatto la scorta io. Ma gli regalate qualcosa anche lui di rosso per Capodanno? No. Come passerà il Capodanno? A casa. Col cane? Col cane. 23 cosa si aspetta? Speriamo che sia un miglioramento, speriamo dai. Cosa si aspetta per il 2023? Un anno di fortuna. E basta. Amore? Amore già c'è. Cosa si aspetta per il 23? Un anno in più. L'altro veglione, quello dei ragazzi della pastorale giovanile di Treviso, in 80 saranno nelle strutture della città che si occupano di disabili, ex tossicodipendenti e senza tetto. Il nostro Capodanno sarà un po' diverso, diciamo, dagli altri, nel senso che 80 giovani della diocesi hanno scelto di poter vivere un tempo di festa
con chi di solito, ecco, festa in questo tempo, fa fatica magari a viverla. Suddivisi in gruppi di circa 10 persone, i giovani della pastorale entreranno così nelle strutture che accolgono senza tetto, immigrati, disabili, ex tossicodipendenti. Con loro trascorreranno le ultime ore del 2022, aiutando gli operatori ad animare la festa, a regalare qualche ora di spensieratezza. Ad esempio saremo nell'associazione Quadrifoglio, nell'associazione Gelindo, che avranno come ospiti dei ragazzi disabili, oppure saremo alla Domus, a Quinto di Treviso, dove ci sono delle ragazze madri, o in Caritas con gli immigrati, o con la Casa Alloggio, dove ci sono i senza fissa dimora e i poveri un po' della città. Finire in bellezza è il titolo scelto per questo insolito quanto straordinario veglione, una bellezza fatta di piccoli gesti e umanità. Sarà un veglione diverso, però ricco, perché quando si va a incontrare queste persone ci si accorge di colpo che il regalo di fatto non siamo noi, ma sono loro per la nostra vita. Allora, torniamo a collegarci con Lucio Zanato, questa volta è entrato in casa, ma in casa di un ospite speciale. Lucio, a te. Sì, buonasera di nuovo, questa volta con Maria e Giancarlo Gentilini, perché abbiamo deciso di farvi questa sorpresa, voi telespettatori del nostro telegiornale, perché diciamo così, lo sceriffo della nostra città, quanti capodanni ha fatto fino adesso? 19 come sindaco e vice sindaco. E come età? E come età 93, 94 allora... e quindi ne ho fatti tanti. Ho vissuto momenti meravigliosi e momenti difficili durante le guerre. Ecco, però qual è l'augurio per questo 2023? Carissimi cittadini trevigiani, veneti, d'Italia, ovunque voi siate, l'augurio che io posso fare in questo momento è quello che cessino tutti questi focolai di guerra che stanno inquinando la nostra civiltà, perché ricordatevi, cari cittadini, che la pace porta lavoro, autonomia economica, porta famiglie, crescita di famiglie e nascita di figli, perché c'è un pericolo che sparisca la nostra civiltà. La pace deve realizzare quei due principi della nostra religione che dice: ama il prossimo tuo come te stesso e crescete e moltiplicatevi. Ma ci sono troppe teste calde in questo mondo e allora vi riporto cosa diceva mia nonna. Anche a quel tempo c'era qualche testa calda e allora mia nonna diceva: metti un vaso per terra pien de jazz e allora al freddo dei piedi gli va sulla testa. Ecco, io auguro a tutti questi megalomani che amano soltanto mostrarsi di mettere a posto il cervello. Vedete, carissimi cittadini, purtroppo è un momento tragico, ma io ho fiducia in tutti voi. Voi dovete essere una armata amata di amore, di affetto e di simpatia, in modo che il 2024 torni a far sorridere e che la pace riposi su tutte le nostre famiglie, perché anche quelle famiglie che soffrono devono avere il sostegno finanziario, sociale, e quindi chiamo a raccolta tutti i volontari, chiamo a raccolta anche tutti i grandi capi. Ricordatevi che dovete dare un aiuto concreto ai miei cittadini. In quella poesia, I sepolcri, si diceva la speranza ultima dea. No, io voglio la speranza, voglio la certezza che il mio popolo torni a vivere come era prima di questa pandemia
e prima di tutte le guerre. Un abbraccio a tutti quanti, tenete dure, non mollate, perché il futuro è in grembo a voi e voi dovete essere gli artefici della ripresa e dell'amore che copra tutta la nostra città. Ecco, Anna, Giancarlo Gentilini ti può ascoltare, quindi puoi fare una domanda se vuoi. Ha detto delle parole veramente molto belle, Sceriffo. Vedo che comunque ha la sua cravatta verde, immancabile cravatta verde. Ce l'ha qualcosa di rosso? Lo chiedo a lei questa volta, visto che la indossa la sua... Se la cravatta verde immancabile. È il colore che io ho amato, perché è il colore del Piave, del Montello, del Grappa, è il colore della nostra civiltà veneta, della stirpe del Piave, e lo porterò fino alla morte, perché il verde è sempre verde e resterà verde, e tutto il mondo è verde, ma però le tasche non le voglio verdi, le tasche devono essere piene di quel denaro che serve perché anche le famiglie continuano a prosperare e ad avere figli. Cittadini trevigiani, ho bisogno di figli, perché altrimenti anche la stirpe del Piave sarà destinata a scomparire. Non voglio che sparisca la razza Piave. Un saluto a tutti, tanti auguri, famiglie, amici, tutti quanti. Un grande abbraccio generale. Ecco, Anna, fammi fare l'ultima domanda come l'ho fatta al sindaco. Lei, diciamo così, è sicuramente di centrodestra, ma qualcosa di rosso se lo metterà addosso stasera, ben augurante. Sì, certo, perché il rosso è vita, sapete. Il colore del fuoco è rosso e quindi ho tante cose da bruciare nel rosso. Ecco. A te, Anna. Grazie Lucio. Ciao. Arrivederci, buon anno Sceriffo. Allora noi a proposito di affetto e simpatia invece adesso entriamo in casa di riposo, Casa Marani a Villorba, per gli auguri degli anziani. L'anno nuovo come sarà? Bello, brutto o metà e metà? Mi trovo stampato nei miei libroni che avrà di certo 4 stagioni. C'è Flora che scrive poesie e per l'occasione, la fine dell'anno e l'intervista di Antenna 3, legge in diretta l'anno nuovo di Gianni Rodari. Poi c'è Iva che a febbraio spegnerà 100 candeline e grazie all'aiuto dell'amica Flora fa gli auguri a tutti di buon anno. Faccio gli auguri a tutti quanti. Perfetto. Guarda là. Guarda il Signore. Una tavola imbandita con cotechino e lenticchie, un brindisi alla fine dell'anno e la visita dei parenti. Per chi, come loro, gli ospiti delle RSA, ha vissuto le restrizioni imposte dal Covid con i mesi difficili delle chiusure, quando un video con il cellulare era l'unico modo per comunicare con i parenti, questo ultimo dell'anno è comunque una festa. Residenze in cui da domani le restrizioni si allenteranno ancora di più, poiché decade l'obbligo di Green Pass. Dall'ULSS però sono arrivati consigli importanti. Domani inizia un nuovo giorno e quindi si potrà accedere più serenamente senza le restrizioni precedenti, anche se ci è arrivata una comunicazione dall'USL che ci consiglia di mantenere le mascherine e comunque di adottare tutte quelle situazioni di sicurezza che possono evitare i contagi, visto comunque ancora la diffusione da Covid. La storia del Novecento attraverso gli occhi delle donne, visto il grande successo, la mostra Fotografi ospitata a Villa Giovanina a Villorba sarà visitabile fino all'8 di gennaio. È una mostra focalizzata sulla donna, come si può vedere, in un momento storico in cui è un tema dibattuto, no? I diritti della donna, l'emancipazione. E questa mostra, in continuità con le precedenti di Storie a scatti, vuole veramente mostrare la donna come pioniera della propria identità, del proprio spazio nell'arte e nella vita. In un momento in cui dall'Iran all'Afghanistan i diritti delle donne sono sotto attacco, la mostra ospitata nella Barchessa di Villa Giovannina a Villorba assume un significato ancora più profondo. Abbiamo scelto di proporre solo donne per dare spazio e luce
a molte artiste professioniste che magari non hanno avuto la stessa fortuna dei colleghi uomini, e la mostra propone artiste italiane, europee, internazionali, con uno spettro secondo noi molto ampio e interessante. Tante le protagoniste delle arti visive dal primo dopoguerra a oggi, ognuna con la sua storia, intima o provocatoria, la propria visione e sensibilità. Qui vediamo l'artista Valley Export che si autorappresenta con, appunto, utilizzando un'estetica riconducibile ai tondi di pittura rinascimentali, e possiamo vedere che al posto appunto della Madonna col bambino lei ha questo folletto, quindi rivendicare un ruolo domestico imposto alla donna, da cui insomma si vuole uscire, si vuole spaziare di più. Per Villa Giovannina una mostra che è anche la conferma di un percorso. Villa Giovannina è un polo nato appunto culturale per avere queste mostre d'eccellenza, mostre culturali con la C maiuscola. Quindi fino all'8 gennaio avete ancora tempo, per chi non lo ha già fatto, di farsi un regalo e venire a visitare questa bellissima mostra. Siamo alle notizie che arrivano dal territorio bellunese. È ancora provata ma supererà tutto. Dopo il ritorno a casa di Silvia De Bon, dimessa ieri dall'ospedale di Trento, il primo cittadino di Longarone, Roberto Padrin, raccoglie nella comunità la 22enne pilota il cui atterraggio di fortuna ha fatto il giro del mondo. Da sindaco un pensiero per la sua concittadina fortunatamente scampata da un disastro. Ma penso che il primo pensiero va per i genitori che sono davvero fortunati, hanno chiuso l'anno nel miglior modo possibile dopo questa notizia. Da sindaco è tra i pochi ad avere parlato con Silvia De Bon, ora che anche lei è tornata a casa dopo un breve ricovero presso l'ospedale di Trento. Un guasto ad un aeroplano fa notizia, un atterraggio di fortuna di più. Si avviene in mezzo alle montagne, ne parlano tutti, soprattutto se chi era a bordo ne esce indenne, come è accaduto alla 22enne di Longarone, che con una manovra da manuale ha salvato la propria vita, quella del fratello e della fidanzata di quest'ultimo. È chiaro che è un bravo lei, che è riuscita comunque a mettersi in salvo, e alla sua età penso che abbia fatto una incredibile impresa. Dopodiché mi auguro che tutto questo non le possa impedire in futuro anche di vivere questa passione. È stata un'esperienza penso dura, traumatica, drammatica, ma alla fine è andato tutto bene, quindi io l'ho sentita, è ancora un po' provata dal punto di vista fisico e anche un po' psicologico, ma sono convinto che insomma pian piano supererà anche questa difficoltà. Caro bollette, tanto da indurre l'amministrazione comunale di Belluno a sospendere parzialmente l'illuminazione notturna in città, e anche nel momento degli auguri ai suoi concittadini non ha mancato di tornare proprio su questo tema. Da olimpionico paralimpico a sindaco di un capoluogo, la strada non è né breve né semplice, ma è la strada che ha percorso Oscar De Pellegrini. Se più facile o più difficile dell'ultima freccia scoccata e necessaria per un oro olimpico come quello inglese del 2012, può saperlo solo lui. Comunque sia a Palazzo Rosso, ora a guidare Belluno c'è lui, e questi sono i suoi auguri. Io mi auguro che sicuramente le difficoltà che abbiamo avuto e che sono ancora in essere, parlo della guerra in Ucraina che ci mette tutti in difficoltà, vada verso la fine e che le cose si ristabiliscono in maniera che anche i costi delle materie prime, l'energia, i costi dell'energia possano essere ancora sostenibili, perché in questo momento abbiamo veramente una serie di famiglie, commercianti e quant'altro in difficoltà. Quindi l'auspicio più grande è questo, e che poi ci porti noi come amministrazione a lavorare sugli obiettivi grandi strategici per far crescere questa città. Un augurio diretto ai bellunesi? L'augurio diretto ai bellunesi è che di avere pazienza come l'hanno avuta in questi mesi, dove abbiamo tolto anche illuminazione notturna, oltre a quello che è il nostro obiettivo nel 2023, rendere più efficientamento energetico, quindi tutti gli stabili comunali, soprattutto anche dell'illuminazione pubblica. Questo ci permetterà di avere un bilancio sicuramente più a favore dei servizi che i cittadini si aspettano. Ormai bellunese di adozione, il prefetto è il suo secondo capodanno da quando ha ricevuto l'incarico e lo trascorrerà proprio a Belluno.
Facendo gli auguri di Natale aveva detto di sentirsi bellunese. Pensando a San Silvestro lo conferma. I miei auguri a tutta la comunità bellunese, e allora rafforzo quella battuta perché mi definì bellunese, perché io mi identifico nel territorio in cui lavoro, e infatti arriverà mia moglie e dei miei cari amici da Novara, la mia città di residenza, trascorreremo il Capodanno a Belluno. Che Capodanno, che anno nuovo spera? Allora, forse questo è stato uno degli anni più complessi e difficili degli ultimi decenni. Tante sono state le complessità in uno scambio degli auguri tra autorità. Abbiamo provato a ricordarle, una su tutta la guerra nel cuore dell'Europa, con le sue conseguenze umanitarie drammatiche, il caro prezzi, l'inflazione, e quindi la speranza, per usare le stesse parole del Santo Padre, è che l'intelligenza e il cuore dei potenti della terra riesca a porre un freno alla barbarie che si sta compiendo. Io vi ricordo la rubrica Il tuo presepe, il numero di telefono che potete utilizzare per inviarci le immagini delle vostre natività allestite nelle vostre case. Utilizzate il numero che vedete in questo momento, il 351 17 55 340. Vi raccomandiamo di inviarci un video con il cellulare in orizzontale. E per salutarci vi facciamo vedere le immagini delle natività realizzate da Giuseppe Massolin di Ponzano Veneto, Mattia Perissinotto di Silea, Maurizio Bertazzone di Fara di Soligo e il presepe allestito alla casa di riposo Casa Amica di Fregona. Con queste immagini vi saluto, vi ringrazio e vi auguro ovviamente un buon anno da parte di tutta la redazione, dei tecnici e di tutto il gruppo Media Nord-Est. Buon anno, arrivederci. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Bentrovati al Meteo. Il nuovo anno inizia all'insegna della stabilità e del clima mite, con l'alta pressione sempre più forte. Il dettaglio di domenica 1 gennaio 2023.
Sul Veneto permangono nubi basse, specie in pianura e sulla pedemontana, con foschie e locali nebbie nelle ore più fredde e scarsa possibilità di schiarite. Solo dunque in parziale dissolvimento durante la giornata. Temperature invariate, minime tra 4 e 8 gradi, massime invece comprese tra gli 8 e gli 11 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità a cielo coperto, con foschie dalla costa alle prealpi, possibili anche delle nebbie. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime sui 10-12 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo nubi basse al mattino che però lasceranno presto spazio al sole, specie nelle ore centrali della giornata. Temperature minime intorno ai 4-8 gradi, massime sui 9-11 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.